Il corso Infortuni sul lavoro e reati ambientali, come difendersi, intende esaminare e approfondire l'intero ciclo dell'attività di indagine conseguente ad un infortunio sul lavoro o al verificarsi di un evento che costituisca un reato ambientale, nonché tutte le attività di ispezione, vigilanza e verifica che un'azienda può subire da parte delle autorità preposte. Verranno pertanto analizzate sia le ipotesi di ispezioni da parte della Polizia amministrativa, sia le ipotesi di investigazioni svolte dalla Polizia giudiziaria e disposte dalla Procura della Repubblica. Verranno approfondite poi le svariate tipologie di misure cautelari applicabili alle aziende per le violazioni delle norme del Decreto Legislativo 81 del 2008 e del Testo Unico Ambientale, oltre che della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.